L'introduzione delle armi da fuoco in Giappone avvenne nel XVI secolo, con l'arrivo dei primi europei nel 1543, i portoghesi. Il termine utilizzato per definire i primi archibugi era Tanegashima Teppou. Tanegashima era infatti la piccola isola su cui sbarcarono inizialmente i portoghesi, vicino Nagasaki. Con l'arrivo delle armi da fuoco ci furono diversi cambiamenti nel modo in cui le battaglie avvenivano. Le nuove strategie basate sull'uso dei fucili enfatizzavano le battaglie di massa piuttosto che il corpo a corpo. Cambiarono le dimensioni e le posizioni dei castelli e i materiali utilizzati per costruirli si fecero più durevoli. Inoltre, l'uso delle armi da fuoco aumentò il numero di soldati inesperti che prendevano parte alle battaglie, in quanto anche dei semplici contadini potevano imparare facilmente ad utilizzare i fucili. La comparsa dei fucili significò anche una trasformazione del tradizionale corredo del samurai. Le armature divennero più resistenti, con corazze formate da placche di ferro, e ciò portò alla nascita di un nuovo tipo di armatura moderna, detta Tosei Gusoku. Con l'arrivo delle armi da fuoco nel paese, vennero introdotti nuovi accessori relativi all'arte bellica, come questo Kozutsu, arma da fuoco di piccolo calibro, che presenta una fiaschetta per la polvere da sparo. Anche le armi da fuoco erano spesso abbellite da dettagliate decorazioni. Infatti gli armaioli potevano rifinirle con intarsi in oro, argento e rame. Nelle canne dei fucili si possono ritrovare motivi finora utilizzati nelle spade, come la natura, qui delle farfalle, Cho-Cho, dei dragoni, o la divinità Fudo Myo-O, dall'aspetto severo e circondato dalle fiamme. Inoltre potevano comparire il nome dell'artigiano che aveva creato l'arma o il mon, lo stemma di famiglia. Qui accanto è possibile vedere una malvarosa a 3 foglie, simbolo esclusivo dei Tokugawa. Spesso però sia nome che mon venivano incisi solamente più tardi, probabilmente per meglio venderli agli stranieri.